L'obiettivo è far diventare l'area un'unica grande piazza, con una nuova pavimentazione e illuminazione, rifacendo i sottoservizi e realizzando un solo livello rispetto ai due attuali. Al via Santa Margherita Ligure i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, spazio urbano di collegamento tra il centro e il lungomare cittadino. È un'operazione per noi molto importante perché il rifacimento di questa piazza, che finalmente diventerà una piazza, perché oggi in realtà l'area era suddivisa su due livelli, verrà uniformata e resa molto più ariosa. È un'opera importante, dicevo, perché crea un anello di congiunzione tra Piazza Caprera, il centro storico, e il lungomare. È proprio l'intermezzo, la zona di passaggio. Fra l'altro un intervento anche delicato perché in un'area in cui abbiamo un bar e vari esercizi commerciali, quindi abbiamo cercato di adottare tutte le prudenze e gli accorgimenti necessari per minimizzare i disagi, anche se ovviamente un lavoro pubblico comporta sempre dei disagi. Sarà una bella piazza, è stata pensata tra le opere di urbanizzazione convenzionate con il Comune di Santa Margherita da parte dell'Hotel Lido, che sta ristrutturando il fabbricato, che diventerà un nuovo albergo a 5 stelle in città. Ebbene, restituisce alla cittadinanza un'area pubblica riqualificata in accordo con il Comune. Sarà una piazza bella, grande, dove rifacciamo l'illuminazione, dove portiamo videosorveglianza, dove rifacciamo tutte le sottostrutture dell'impiantistica, e soprattutto sarà un nuovo camminamento con sul lato strada tutta una zona ad aiuola con siepe, alberature e sedute. I lavori al via questa settimana dovrebbero concludersi entro la fine di giugno, giusto in tempo con l'inizio della stagione estiva. I disagi non dovrebbero interessare il traffico veicolare. Circolazione carrabile no. Circolazione pedonale sicuramente sì, perché durante i lavori sarà sempre possibile transitare a piedi, ma in aree circoscritte al di fuori dell'area perimetrale del cantiere.